Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere. Nel Consiglio Comunale odierno il sindaco Omsel ha presentato il suo bilancio di previsione, ma il centrodestra ha voluto fare un pochettino le pulci a questo bilancio, sviscerando dei dati importanti in questa conferenza stampa, Michelini. Innanzitutto la Tasi, perché l'ha fatta subito con un 2,5 punti per 1000 di percentuale, secondo voi? Per far cassa, ovviamente, per tartassare i cittadini che hanno la prima casa, per far quadrare i conti, che altrimenti sarebbe andato in passivo. Ma perché è in passivo il conto del Comune di Udine? Perché l'indebitamento è esagerato, esageratamente grande, tant'è vero che è stato detto anche negli anni precedenti che è uno dei più alti dei comuni italiani. Quindi siamo veramente, o meglio, il Comune di Udine è veramente, diciamo, alla frutta? Diciamo che è messo molto male per questioni di scelte politiche sbagliate negli anni precedenti, debiti esagerati per fare delle opere che non servivano o potevano essere prorogate sicuramente, investite magari nelle cose più essenziali, le strade, la sicurezza, eccetera. Invece si è voluto andare a fare impianti sportivi, impiantistiche, scelte sbagliate che adesso le stiamo pagando. Ecco, per quanto ritornando alla Tasi, perché non l'hanno portata, secondo voi, come per dire Pordenone o altri comuni un po' più avanti, vista la situazione attuale economica? È spiegato solamente per il fatto che volevano far cassa, scegliendo politicamente di non far pagare come si chiamano, gli affittuari, no? Hanno deciso di far pagare solo i proprietari di prima casa, chi ha i mutui in piedi, eccetera, tartassando questi. E sapevano che se l'avessero prorogata l'aliquota avrebbero pagato i cittadini udinesi tutti interamente per l'1 per 1000 anziché il 2,5. Ma questi, meno, insomma. Certo, ma questi conti non gli tornavano perché dovevano incassare tot milioni e questi tot milioni non li avrebbero incassati così. Quindi hanno preferito fare orecchie da mercante, dire le cose che non andavano dette per far capire che dovevano per forza fare così, ma in realtà la cosa è andata diversamente. Il tema della internazionalizzazione è un tema molto gettonato in questi ultimi anni, se ne parla sempre in virtù del fatto che i mercati ormai sono veramente globali. Ecco, le nostre aziende si trovano in una situazione che alcune ci sono, altre non ci sono e non sanno come andare. Ma questa internazionalizzazione effettivamente è una realtà da prendere al volo? Noi ci siamo riuniti qui oggi per discutere esattamente di questo problema e abbiamo fatto degli studi, delle ricerche dalle quali risulta che le imprese che si internazionalizzano, vuoi esportando, vuoi investendo, non importa, sono quelle che realizzano i profitti maggiori e sono quelle che ricevono più facilmente credito dalle banche perché hanno dei parametri migliori. Meglio fare investimenti all'estero oppure veramente portare il nostro prodotto, quindi la commercializzazione, secondo lei? Questa è una domanda importante, rispondo molto rapidamente dicendo innanzitutto dipende dal tipo di prodotto che si fa. Se si è produttori di vino, è bene esportare. Se si è produttori di altro,
si può trovare forme alternative, anche delle commistioni di forme diverse, parte esportazione, parte produzione. Non c'è bisogno di investire all'estero, si può fare degli accordi di fornitura, noi forniamo loro qualcosa, loro forniscono noi di qualche intermedio semilavorato. Non c'è una strategia, ci sono le caratteristiche e i bisogni di ogni impresa che vanno studiati con attenzione e poi si lancia la strategia di internazionalizzazione. Signor Sindaco, allora quest'oggi primo consiglio comunale del nuovo ente Rivignano Teor, una bella serata, si doveva terminare, come si dice, a taraluce e vino. Ma sì, un altro gradino verso questa scala che porta a una definitiva armonizzazione ormai dei due territori degli ex comuni di Rivignano e di Teor, che come è noto dal 1° gennaio si sono fusi ed è nato questo nuovo comune. Abbiamo eletto il nuovo sindaco e i cittadini hanno voluto che sia io a rappresentarli per 5 anni e stasera il primo consiglio comunale, quello dell'insediamento, del giuramento, insomma, e c'è anche un momento conviviale grazie a una ditta, qui l'abbiamo detto, del posto che gentilmente ha voluto offrire questo rinfresco. Senta, una serata calda, però è andato tutto liscio. Ah sì, è una serata calda, d'altra parte c'è anche una stagione per il caldo, tutto è andato bene, ma soprattutto noi speriamo che vadano bene i prossimi anni, perché saranno davvero anni nei quali si dovrà costruire le fondamenta di questo nuovo comune che abbiamo deciso di creare. Ecco, lei ha sottolineato una cosa, adesso inizia il bello. Ma sì, tante cose sono state fatte, tante sono ancora da fare. Credo che il meglio debba ancora venire, perché appunto dopo aver costruito le fondamenta si comincerà finalmente a vedere questa casa e sarà, sono convinto, una casa bella. Ma il percorso sarà semplice? Ma i percorsi per i grandi risultati non sono mai semplici, sono sempre percorsi tortuosi, impervi, ma bisogna avere pazienza e tenacia e con quelle si possono superare ogni avversità e quindi alla fine si può arrivare al traguardo. Permangono i disagi per i pendolari non solo dell'Alto Friuli ma di tutta la regione. Nello specifico cosa avete segnalato alla regione, a Trenitalia? Nello specifico abbiamo segnalato un monitoraggio costante dei ritardi superiori ai 10 minuti e delle soppressioni. Questo monitoraggio tiene conto dei dati ufficiali Viaggia Treno e dei rilevatori ovviamente a bordo treno che il comitato dispone. È un monitoraggio molto negativo quest'anno per quanto concerne i disservizi sulla puntualità, in quanto i ritardi sono passati da 110 a 259 con un aumento esponenziale quindi dei ritardi superiori ai 10 minuti. È migliorata l'affidabilità di poco, diciamo, perché le soppressioni sono diminuite del 20% circa. Invece per quanto riguarda la pubblicazione delle modifiche degli orari estivi c'è un rimpallo di responsabilità tra Trenitalia e la regione. Questi orari sono visibili, sono stati apposti e segnalati? Questa è una lunga storia e purtroppo stiamo assistendo a questo rimpallo di responsabilità tra Trenitalia e la regione su chi ha sbagliato e chi paga purtroppo sono i pendolari. L'orario doveva modificarsi, entrare in vigore il nuovo orario estivo il 15 di giugno come concordato con i comitati di pendolari e quindi il 15 di giugno entreranno in vigore alcune modifiche al programma di esercizio e agli orari, ma Trenitalia ha anticipato di una settimana secondo la sua prassi questo anticipo, creando notevoli disagi. Oggi ci troviamo a Gemona del Friuli. Per la montagna che problematiche specifiche avete registrato? La montagna ormai segue problematiche endemiche sul trasporto, in quanto ci sono delle corse limitate, dei buchi d'orario soprattutto a nord di Carnia che impediscono ai pendolari e ai viaggiatori di raggiungere il capoluogo. Ci troviamo sulla diga dell'Ambiesta con il presidente del comitato Barazzutti, comitati preoccupati per quello che potrebbe accadere, come è già accaduto peraltro sul percorso che interessava Sauris e dunque il Lumiei. Cosa era accaduto in quel caso specifico? Era accaduto un disastro e nell'alveo del torrente Lumiei e nell'alveo del tagliamento, cioè era venuta giù una massa di fango con una concentrazione inconcepibile che ha creato un disastro.
un disastro in alveo, ma un disastro anche in quella che è stata la gestione. Cosa richiedete per l'Ambiesta? Per l'Ambiesta chiediamo, primo, innanzitutto, che non si verifichi quel disastro che si è verificato nello svaso del bacino del Lumiei. Chiediamo che i fanghi, che sono un residuo della produzione di corrente elettrica e come tutti i residui vanno smaltiti, come fanno tutte le aziende, sopportandone i costi e secondo le leggi, e sono costi privati, i fanghi non devono finire in alveo, ma lo devono prendere, caricarseli, portarseli da qualche parte idonea, in un luogo idoneo, e lì smaltirli in questo modo. C'è il rischio che i fanghi vengano scaricati nel lago di Cavazzo accelerandone la morte come lago? Lo dicono loro, dicendo che è possibile che durante le operazioni di sfangamento, qui sul bacino dell'Ambiesta, fango finisca nel lago di Cavazzo, che è un lago naturale, è il più grande lago della regione. Il fango nel lago di Cavazzo se ne è accumulato già in questi 60 anni di funzionamento della centrale una grande quantità e pertanto ciò è inaccettabile. Signori, bisogna, per evitare che il fango finisca nel lago di Cavazzo, che la centrale non funzioni durante il periodo dello sfangamento. Perché? C'è un motivo in più. Perché il lago di Cavazzo va salvato. Lo ha detto la quarta commissione regionale, senza voti contrari, quando ha esaminato il piano di tutela delle acque, dicendo che il lago di Cavazzo va rinaturalizzato. Energia dove? Dove va l'energia? Altrove a cosa si riferisce? Sia dalla centrale di Ampezzo, sia dalla centrale di Sonplago, partono i grandi tralicci con i cavi che se la portano a Marghera, se la portano altrove e qui non resta niente, tant'è che durante la nevicata di quest'inverno tanti comuni sono rimasti al buio pur avendo le centrali lì sulla porta di casa che producono. Cioè noi produciamo, qui solo si produce, ma la corrente va altrove. Ma non va solo la corrente elettrica, vanno anche i guadagni. Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 54 86 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 54 86 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere.